Nuovo ingresso in giunta Binciché, oggi il giuramento di Gioacchino Alfano, già consigliere comunale. CGIL Citro Will al Consorzio Universitario di Agrigento per un confronto sindacale unitario. La Sicilia non è un posto per mamme, report annuale stilato dall'Istat per Save the Children, basato su 7 ambiti differenti. Prosegue la battaglia dei comuni di Naro, Canicattì e Castrofilippo contro l'insediamento di una discarica per rifiuti speciali in contrada Grotticelle. Il patron dell'Acracast, Giuseppe Deni, torna a chiedere il sostegno e l'aiuto della classe politica e imprenditoriale di Agrigento. Senza aiuti potrei vendere la società, dice. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, nuovo passo avanti del rimpasto della giunta del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Oggi il giuramento di Gioacchino Alfano, già consigliere comunale. Arturo Cantella. Si è completata oggi la squadra del governo al comune di Agrigento dopo che l'assessore Valeria Proto ha formalmente rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali. È entrato oggi a giurato Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale e dirigente amministrativo dell'Istituto Comprensivo Anna Franchi di Agrigento, un politico molto vicino alle posizioni del deputato regionale Giusy Savarino, con un trascorso da coordinatore di Diventerà Bellissima. In una nota la Savarino afferma come in momento in cui Agrigento si prepara a diventare capitale della cultura 2025, Gioacchino Alfano è stato designato come persona giusta per dare una nuova linfa all'amministrazione comunale. A Valeria Proto, continua la Savarino, dopo l'ingresso dei 2 nuovi assessori Cantone e Piparo e dopo una rimodulazione delle deleghe è rimasta solo la pubblica istruzione. Molto chiaro che se fosse in uscita per via di avvicendamenti già stabiliti, era entrata in giunta nel marzo del 22 insieme all'assessore Lisci per alimentare le quote rosa e si era occupata anche di politiche del centro storico. Con l'ingresso di Alfano la giunta comunale comincia ad avere una connotazione più politica, molti meno tecnici e più politici infatti che ci mettono la faccia. La componente dei Fratelli d'Italia, volendo fare un riepilogo, sale così da 1 a 3 assessori. Si conferma Ciulla, i nuovi Piparo e Gioacchino Alfano, per Forza Italia Carmelo Cantone, Aurelio Trupia, Marco Vulla e Giovanni Vaccaro nella quota lista che hanno contribuito all'elezione del sindaco Di Mauro. Rimangono 2 tecnici, Maria Patrizia Lisci, scelta dal sindaco per coordinare gli uffici, e Gerlando Principato che segue appunto l'ufficio tecnico. Sindaco, si completa la giunta con la nomina di Gioacchino Alfano al comune di Agrigento, in quota Diventerà Bellissima, ora Fratelli d'Italia. Sì, si completa la giunta perché giorni fa ci sono state le dimissioni dell'ingegnere Valeria Proto, quindi era rimasto questo posto vacante che mirabilmente sta occupando ora il neoassessore Gioacchino Alfano e avrà delle deleghe importantissime. Per me la più importante naturalmente è la pubblica istruzione, perché capite bene cosa vuol dire pubblica istruzione per un paese civile, quindi Gioacchino ha una sua grande esperienza come politico anche, ma come tecnico, perché da sempre ha fatto questo lavoro come segretario scolastico, lo ha fatto mirabilmente, fino anche a poco tempo fa abbiamo avuto dei contatti proprio per le problematiche inerenti a alcune scuole della nostra città, quindi penso che la scelta sia azzeccata. Ci saranno altri rimbalzi, sindaco? No, per ora non ho niente in previsione. Mancano le quote rosa però. E c'è Valeria Lisci che rappresenta no vabbè, sì, in effetti le quote rosa vuol dire che provvederemo strada facendo. Quindi ci sarà un nuovo rimbasto? Non lo so. Sicuramente è una bella esperienza che mi carica anche di responsabilità nei confronti della città. Fare politica oggi significa proprio questo, metterci la faccia, essere convinti della strada da percorrere e cercare di percorrerla sempre a testa alta. E questo è l'impegno che io intendo assumere nei confronti della cittadinanza. Per la delega? Per le deleghe dobbiamo ancora definire qualche punto, sicuramente pubblica istruzione e rapporto con le ASP. Diciamo che gioco nella mia comfort zone avendo una lunga esperienza nel mondo della scuola e prometto il mio impegno nei confronti di tutte le scuole e cerchiamo di portare a casa anche risultati importanti. Un incarico che arriva in un momento importante per la città designata Agrigento Capitale della Cultura 2025, lei darà ovviamente un valido supporto.
Sì, sicuramente tutti coloro che fanno parte della squadra di governo dovranno dare un contributo importante. Sento dire da molti bisogna rimboccarsi le maniche. La politica sicuramente per prima deve rimboccarsi le maniche e dare possibilità alla città di raggiungere questo traguardo pronta e preparata. Sicuramente è una grande opportunità e da una grande opportunità deriva anche una grande responsabilità, quindi dobbiamo farci trovare pronti e fare sì che questo 2025 possa essere un anno di svolta per la nostra città. Lei metterà a frutto la sua esperienza anche di operatore scolastico verso gli istituti della città che sappiamo insomma versano in situazioni non ottimali? Abbiamo la fortuna che le strutture palesano delle grandi difficoltà, però sono fatte da persone che sono sempre disponibili a mettersi in gioco e vivono la scuola come una missione. Quindi ritengo che i problemi vadano affrontati e si debba cercare in maniera comune e concorde di trovare le soluzioni. Mafia Messina Denaro latitante in Calabria prima dell'arrivo a Campobello. C'è il servizio. L''ndrangheta potrebbe avere protetto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Si tratta di un'indiscrezione rilanciata dai Corrieri del Giornale di Milano, Corriere della Sera, in merito ai possibili aiuti che la criminalità organizzata calabrese avrebbe fornito all'ex boss di Castelvetrano durante gli anni in cui è rimasto irreperibile. La latitanza di Matteo Messina Denaro al di fuori dei confini siciliani sarebbe stata facilitata anche dall'appoggio delle endrine di Lamezia Terme e di Cosenza, le quali avrebbero permesso all'ultimo capo di Cosa Nostra di trovare rifugio. Matteo Messina Denaro sarebbe rimasto nascosto in Calabria per alcuni anni, sfruttando una copertura meno agevole rispetto a quella osservata successivamente a Campobello di Mazara. Il boss si sarebbe infatti spostato continuamente, ricorrendo più volte a casolari fatiscenti e posti al riparo da occhi indiscreti. In Calabria Matteo Messina Denaro si sarebbe occupato di diversi affari, dal traffico di droga, sfruttando il potere dei clan malavitosi locali, ai piani per la realizzazione di nuovi impianti eolici, in mezzo anche un progetto per la costruzione di un villaggio turistico. Il periodo di latitanza in terra calabra da parte di Matteo Messina Denaro sarebbe stato confermato anche da alcune intercettazioni effettuate nei confronti di Nicola Accardo e Antonino Triolo, due mafiosi di Partanna in provincia di Trapani, a lui molto vicini. Matteo Messina Denaro dice che era in Calabria ed è tornato, si sentirebbe in una conversazione del 3 settembre del 2016. Ha confessato il delitto Giuseppe Lacorte, 77 anni, l'uomo che ieri ha sparato alcuni colpi di fucile ad Aleandro Guadagna, 31 anni, uccidendolo. Il movente, il mancato pagamento di alcuni affitti. C'è il servizio. Sposato e padre di 4 figli, Aleandro Guadagna, l'uomo ucciso nella mattinata di ieri a colpi di pistole in via Mulino, a Bocca di Falco, dove viveva, dopo aver scontato fra l'altro una condanna a 4 anni e 8 mesi per una rapina del 2015, era tornato meno di un anno fa libero e precisamente l'8 giugno scorso. Al momento gli inquirenti ipotizzano che possa essere stato ammazzato per una questione legata al pagamento dell'affitto di casa, tanto che è stato fermato il proprietario, lo ricordiamo, dell'immobile in cui Guadagna abitava con la sua famiglia. Una vita non semplice, quella della vittima, che era già stato condannato, sempre per rapina, ma dal Tribunale di Termini Imerese, 2 anni e 4 mesi nel 2012. Aveva meno di 21 anni all'epoca. Il suo avvocato Maurizio Savarese era riuscito a fargli ottenere la condizionale. Più misterioso il colpo messo a segno nel luglio di 8 anni fa a Cruilias, quando una banda composta da almeno 3 finti postini, tra cui lo stesso Guadagna, si era presentata a casa di un disabile per consegnare un pacco. L'uomo non vedente si era fidato, aveva aperto la porta, era stato rapidamente immobilizzato, imbavagliato e i rapinatori avevano avuto tutto il tempo di fare il giro della sua abitazione e di impossessarsi di un bottino di oltre 30.000 euro. La vittima del colpo teneva in casa infatti i soldi della sua pensione di invalidità, ma i banditi portarono via anche preziosi. Un colpo quasi perfetto. Ma la banda non aveva messo in conto un dettaglio per nulla scontato. Sul pacco consegnato al disabile era infatti rimasta un'impronta.
quella di Guadagna, che per questo venne arrestato nel 2017. Queste informazioni le apprendiamo da Palermo Today. L'uomo così ucciso a Bocca di Falco fu l'unico a pagare per la rapina. La pena inflitta all'imputato con l'abbreviato 4 anni e 8 mesi era stata comunque di molto inferiore a quella richiesta dal pubblico ministero, cioè 8 anni. Guadagna ha pagato il suo debito con la giustizia e a giugno scorso era tornato finalmente libero. Dopo meno di un anno la sua vita, però, si è spezzata sull'asfalto di Via Mulino per motivi non ancora del tutto chiari e forse, dopo una serie di liti con il padrone di casa, ad essere stato fermato è un 77enne. Grida il suo nome la madre, mentre guarda i carabinieri eseguire rilievi sul cadavere del figlio disteso per terra. Secondo quanto ricostruito, i rapporti tra Guadagna e il padrone di casa erano già tesi da tempo. Il 77enne poi sarebbe uscito nella mattinata di ieri per raggiungere Via Mulino ed affrontare l'inquilino. La discussione, avvenuta davanti alla porta d'ingresso, direttamente su strada, sarebbe però presto degenerata e l'uomo avrebbe imbracciato un fucile, aprendo il fuoco. Il padrone di casa a quel punto sarebbe scappato prima che i vicini e familiari chiamassero il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In pochi minuti la zona si è riempita di pattuglie dei carabinieri. Il cadavere di Guadagna, dopo una prima ispezione, è stato portato al policlinico, dove sarà effettuata l'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Al vaglio adesso la posizione del 77enne, sino ad oggi incensurato. Durante i rilievi sono state sequestrate 2 cartucce trovate davanti all'appartamento in cui abitava Guadagna e sui quali sono in corso degli accertamenti. Gli investigatori dovranno chiarire se il fucile detenuto dall'indagato sia quello utilizzato per aprire il fuoco contro il 31enne e se le cartucce siano state esplose proprio con quell'arma. Lavoro e diritti, CGIL, CISL e UIL al Consorzio Universitario di Agrigento. Si tratta di un confronto sindacale unitario. Arturo Cantella. Al via stamani ad Agrigento presso il Consorzio Universitario l'attivo unitario della CGIL, CISL e UIL. Il tema per una nuova stagione del lavoro e dei diritti che è propedeutica alle iniziative del 13 Milano a maggio 2023, il 20 Napoli a maggio 2023. Il congresso è iniziato con i saluti di Emanuele Gallo, segretario generale della CISL Agrigento Caltanissette d'Enna, presieduto da Gero Acquisto, segretario generale della UIL di Agrigento, con la relazione di Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento. Ha concluso i lavori Rosanna Laplaca, segretaria regionale della CISL Sicilia. Ecco, come si prepara il sindacato alle giornate di mobilitazione che avete in calendario contro questo governo e quali le priorità? Stiamo attivando dei percorsi di mobilitazione in tutti i posti di lavoro, anche attraverso gli attivi unitari come questa mattina, in vista delle grandi manifestazioni interregionali. La nostra sarà per le regioni del sud e a Napoli e questa piattaforma, che nel merito delle questioni rappresenta un carnet di proposte molto importanti perché il cambiamento del Paese sia legato al miglioramento di vita, delle condizioni di lavoro, di vita delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e pensionanti, ma anche delle donne, dei giovani, sempre più ai margini del mercato del lavoro. Questi sono contenuti molto importanti e noi riteniamo che per raggiungere obiettivi seri, per avere uno sviluppo sostenibile dell'Italia e della nostra regione in modo particolare, siano necessarie delle relazioni industriali, sindacali stabili, strutturali, un confronto di idee di merito, nel merito delle nostre proposte. Gli assi trasversali sono il lavoro, il fisco, la previdenza, ma anche l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che insieme ai fondi strutturali europei rappresentano una risorsa, un'occasione molto preziosa che noi non possiamo permetterci di perdere per dare veramente la possibilità intanto portare il lavoro, questa terra, il lavoro dignitoso, un lavoro stabile, un lavoro sicuro che sia fortemente tutelato e che rappresenti la possibilità e la condizione per migliorare le condizioni di vita delle persone. Noi chiediamo più lavoro, chiediamo di rilanciare l'economia italiana, veniamo fuori dalla pandemia, quindi c'è un paese che soffre, abbiamo bisogno di rilanciare sui servizi, sulla sanità, abbiamo una sanità che non dà servizi ai cittadini e quindi dobbiamo cercare di invertire la rotta. Oggi parleremo con tutto il gruppo dirigente, siamo in preparazione della manifestazione del giorno 20 a Napoli.
Stiamo organizzando 3 grandi manifestazioni, una a Milano, una a Bologna e una a Napoli, appunto per parlare al territorio. La gente ci segue, la gente ha bisogno di risposte, quindi cercheremo di intervenire nei confronti di questo governo nazionale che è stato votato dal popolo, ma che a quanto pare inizia a non dare le risposte che doveva dare alla gente. La CGIL Buscemi, il suo punto di vista? Abbiamo un paese precario, un paese che sfrutta i lavoratori, c'è gente che lavora 8, 10, 12 ore al giorno e dentro la soglia della povertà, non riescono ad arrivare a fine mese le famiglie. Contratti, si ritorna ai voucher, si ritorna ai contratti a tempo determinato anche sino a 36 mesi. È un contesto che fa scappare i giovani dal nostro paese perché giustamente si rifiuta di continuare ad essere invisibile, precario, essere sfruttato. In questo contesto noi con le manifestazioni che abbiamo stabilito nel mese di maggio vogliamo aprire, speriamo che questo governo si accorga quanto malessere c'è nella gente. Ci hanno di fatto scippato il servizio sanitario nazionale, la gente ormai non si cura più, alla faccia dell'esigenza di porre fine, di mettere in campo un sistema di prevenzione, e in questo quadro CGIL e CISL e UIL continueranno le proprie battaglie in piazza sino a quando non troveremo le soluzioni. La Sicilia non è un posto per mamme, dal lavoro agli asili nido, ultima in Italia, è quanto emerge dal report annuale stilato dall'Istat per Save the Children, basato su 7 ambiti differenti. Vediamo. La Sicilia si piazza al terzo posto in Italia come regione in cui le donne hanno più figli che altrove, ma precipita in fondo alla classifica quando si tratta di offrire servizi alle mamme, dal lavoro agli asili nido. È questa la fotografia dell'8ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2023 di Save the Children, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma. L'indice delle madri per regione elaborato dall'Istat per Save the Children si basa su 7 ambiti diversi: demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, e fissa a 100 il valore di riferimento per una condizione socio-economica più favorevole per le donne. Sotto questo numero invece la condizione per le mamme diventa svantaggiosa, ed ecco che la Sicilia si colloca con 88,7 al 19° posto dell'indice generale nella classifica delle regioni più o meno amiche delle mamme, seguita soltanto dalla Basilicata con 84,3 e dalla Campania con 87,7. Lontanissima dalla provincia autonoma di Bolzano, che con 118,8 per esempio è addirittura molto al di sopra del termine di riferimento e si posiziona in vetta alla graduatoria. A guardare meglio i singoli ambiti su cui si basa il rapporto di Save the Children, la Sicilia è fra i primi posti soltanto per la dimensione della demografia, ossia per il numero medio di figli per donna, 112,8. preceduta soltanto dalla provincia autonoma di Bolzano che registra 138,5, da quella di Trento 114,5, rispettivamente al primo e al secondo posto. Per il resto la fotografia è quella di un'emergenza, a cominciare dal mondo del lavoro, dove l'isola è l'ultima con soltanto 81. In Sicilia dunque per le donne è difficile trovare un lavoro e soprattutto mantenerlo dopo la nascita di un figlio e non subire riduzioni di orario non volontarie. Maglia nera anche sul fronte dei servizi con appena 75,6. Ultima regione quindi per asili nido, mense scolastiche e tempo pieno. Servizi diretti ai bambini e quindi indispensabili per una mamma che voglia o abbia la necessità di trovare un lavoro per vivere. E si scende ancora in 18ª posizione se si guarda alla dimensione della salute, che riguarda la mortalità infantile nel primo anno di vita e il numero dei consultori attivi per abitante. Lei lo lascia e lui per vendetta pubblica alcuni video che immortalano alcuni rapporti sessuali. Una brutta storia che arriva direttamente da Licata. La vittima è un 22enne del posto che in lacrime si è recata in questura d'Agrigento e ha denunciato l'ex fidanzato. Si tratta di un 25enne che adesso è indagato per revenge porn. Il ragazzo, secondo quanto riferito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale. Una vera ossessione che gli è costata anche una denuncia per stalking, ma questa volta si è spinto oltre, attuando una vera e propria subdola ripicca, e così
pubblicato i contenuti espliciti ritraente la giovane coppia in atteggiamenti sessuali, immagini che peraltro poi sono diventati di dominio pubblico con un tantam sui social. Le indagini sono affidate adesso agli agenti della polizia postale che stanno identificando anche coloro i quali hanno inoltrato il video. Prosegue la battaglia dei comuni di Naro, Canicattì e Castrofilippo contro l'insediamento di una discarica per rifiuti speciali in contrada Grotticelle. Il nostro direttore Arturo Cantella. I sindaci di Naro, Brandara, di Canicattì, Corbo, di Castrofilippo, Badalamenti danno il loro no alla discarica di contrada Grotticelle. Arriva anche lo stop del comune di Naro. Ieri i sindaci dei comuni di Naro, Canicattì e Strofilippo, in occasione del tavolo tecnico che si è tenuto a Naro, hanno reiterato con forza la netta contrarietà al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Iazzo Vecchio Grotticelle, accogliendo con soddisfazione il parere contrario rilasciato ai fini urbanistici dall'ufficio tecnico del comune di Naro, che segue il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso con il decreto assessoriale del 24/2/2023. In questa sede si è preso atto della circostanza che la società proponente, al fine di tutelare i propri interessi, ha adito l'autorità giudiziaria impugnando il predetto decreto assessoriale. Auspichiamo con forza che il Presidente della Regione, cui invieremo nota ufficiale, affermano i sindaci, dia disposizione affinché la Regione siciliana resista in giudizio difendendo il decreto assessoriale e con esso la granitica e ferma volontà dei nostri territori di opporsi alla realizzazione di tale discarica. La Sicilia sesta in Italia per gioco d'azzardo, un affare che fa gola ai clan. Cosa Nostra riciclerebbe tra i 60 e i 100 milioni di euro, l'allarme della Commissione regionale antimafia. Vediamo. La Sicilia è la sesta regione in Italia per la raccolta del gioco d'azzardo legale. Secondo l'ultima rivelazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i giocatori siciliani spendono in media 825 euro l'anno a testa, escluse le puntate online. Un business che fa gola ai clan che dal gioco d'azzardo siciliano riescono a riciclare ogni anno tra i 60 e i 100 milioni di euro. È quanto emerso dalla presentazione a Palermo del progetto nazionale La Trappola dell'Azzardo, organizzata dall'Associazione Avviso Pubblico e da BPR Banca, con un incontro che ha fatto tappa nel capoluogo siciliano dopo Roma, Torino, Genova e Napoli. All'evento sono intervenuti tra gli altri il procuratore aggiunto del Tribunale di Palermo Anna Maria Picozzi e il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, segno che si tratta di un settore ad alto rischio di infiltrazioni mafiose. Ma io credo che la presenza di Avviso Pubblico con questo incontro promosso a Palermo sugli effetti del gioco d'azzardo e soprattutto sugli interessi che si muovono attorno al gioco d'azzardo, in particolare alle organizzazioni criminali mafiose, sia un'occasione anche per dare una maggiore percezione della pericolosità di un'attività che viene vissuta da tante persone come un'attività tutto sommato come dire, che indica anche una prospettiva di vita, il rischio del gioco per cambiare la propria vita, per poter arricchirsi in alcuni casi, ma in realtà si nasconde, come il più delle volte succede, che dietro questa aspettativa di miglioramento della vita delle persone ci sia anche un interesse criminale forte. Girano migliaia di milioni di euro, girano interessi incredibili, c'è un'attività di riciclaggio da parte delle organizzazioni mafiose, c'è un sistema che attrae soprattutto giovani e anziani in maniera indiscriminata, ma in qualche modo attraverso il gioco d'azzardo si creano anche quelle condizioni di dipendenza, ad esempio con l'usura, cioè l'utilizzo di sistemi in cui non solo uno gioca ma gli prestano i soldi per giocare, creando un sistema di dipendenza alle organizzazioni criminali. Palermo ha avuto e ha in questo momento alcune grandi inchieste che hanno riguardato alcuni boss, famiglie mafiose dei mandamenti palermitani e della provincia di Palermo. La Sicilia con Catania è una delle piazze dove è più diffuso
il rapporto tra le organizzazioni criminali e il gioco d'azzardo, quindi credo che sia necessario alzare il tiro, aumentare il livello di pericolosità in termini percettivi da parte dell'opinione pubblica, e ben vengano momenti come questi per affrontare, discutere, dibattere e approfondire temi che hanno bisogno di essere conosciuti dalla grande massa delle persone. Beni per oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA, un imprenditore di Gela ritenuto vicino a Cosa Nostra. I dettagli nel servizio. La DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ha sequestrato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto contiguo a Cosa Nostra di Gela. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, su proposta del direttore della DIA. Dagli atti del procedimento penale e dalle dichiarazioni rilasciate da diversi collaboratori di giustizia è emerso che l'indagato avrebbe messo a disposizione dell'associazione mafiosa telefoni cellulari e schede telefoniche intestati a soggetti incensurati, totalmente estranei a contesti criminali, al fine di eludere le indagini delle forze di polizia e di consentire ai criminali di perseguire le finalità dell'organizzazione. La vicenda giudiziaria che ha interessato l'indagato e le numerose frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata gelese hanno richiamato nel testo del provvedimento emesso dal Tribunale nisseno le caratteristiche e gli schemi comportamentali propri dell'imprenditore colluso. Tali rilevanti aspetti erano stati vigilati in passato anche dal gruppo Interforze Antimafia, le cui conclusioni avevano portato all'adozione di una interdittiva antimafia. Gli accertamenti condotti dalla DIA hanno messo in evidenza che l'anomalo incremento di ricchezza dell'imprenditore gelese rispetto alla dichiarata posizione reddituale risulta sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario e immobiliare da lui accumulato negli ultimi decenni. Il sequestro ha un valore stimato pari a circa 2 milioni di euro, ha interessato una società e relativo compendio aziendale di beni, 3 quote societarie di partecipazione, 14 immobili e svariati rapporti bancari. Droga e cellulari nel carcere di Augusta portati dentro da detenuti a rientro da permessi premio o nascosti da visitatori in involucri di patatine, pannolini per bambini, succhi di frutta poi cestinati in appositi contenitori dei rifiuti e successivamente recuperati. Arturo Cantella. I detenuti al rientro dei permessi premio e nascosti da visitatori in involucri di patatine, pannolini per bambini, succhi di frutta, che poi venivano cestinati in appositi contenitori dei rifiuti e venivano successivamente recuperati. Così entravano droga, telefonini nel carcere di Augusta, nel Siracusano, secondo l'inchiesta denominata Alcatraz dalla DDA della Procura di Catania, che ritiene di avere sgominato un'organizzazione dedita al traffico di hashish nell'istituto penitenziario con l'arresto di ben 11 individui. Nei confronti degli indagati, il GIP Montuori ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 9 di loro, agli arresti domiciliari per altri 2. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Penitenziaria in Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia. L'indagine, coordinata dal procuratore Ignazio Fonso e dal sostituto Giuseppe Suriale della DDA Etnea, condotta dal GICO di Catania e dal Nucleo Investigativo Regionale di Palermo della Polizia Penitenziaria, è stata avviata dopo le dichiarazioni di alcuni detenuti nel carcere di Augusta. Gli accertamenti avviati, che si sono avvalsi di attività tecniche e servizi di pedinamento, osservazione e controllo, hanno consentito di individuare e risalire all'organizzazione che gestiva il traffico di droga, portandola spacciandola in prigione. Secondo la tesi della Procura di Catania, il sodalizio sarebbe stato promosso, organizzato e coordinato dai detenuti Marino e Ferrante. Il primo, sostiene l'accusa, avrebbe impartito dal carcere direttive precise a dei complici liberi su quantità, tipologia, prezzi e modalità di pagamento della droga, coordinando le successive fasi di introduzione clandestina e cessione degli altri detenuti. Il secondo invece avrebbe curato l'approvvigionamento, il confezionamento, il trasporto e l'ingresso dello stupefacente in carcere, grazie alla collaborazione di altri 6 complici.
A recuperare la droga e i telefonini del rifiuto in carcere era Ignazio Ferrante, che grazie alla sua mansione di addetto alla pulizia, consegnando l'hashish a Marino Misa. Al lavoro 15 medici tirocinanti negli ospedali di Agrigento. Vediamo. Sono 15 medici tirocinanti in servizio negli ospedali dell'ASP di Agrigento. È stata firmata una convenzione con l'Ordine dei Medici di Palermo, grazie alla recente sottoscrizione di un accordo tra l'assessorato alla salute della regione siciliana e l'Ordine dei Medici di Palermo. Sono diversi medici tirocinanti che potranno perfezionare la loro formazione professionale presso le strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, interagendo con il personale di reparto ed elevando le quantità e la qualità delle prestazioni erogate. Si tratta di 15 giovani medici già operativi dallo scorso 4 maggio presso i presidi ospedalieri della nostra provincia. In ospedale gli spazi, le attrezzature e le risorse strumentali saranno a disposizione di quei tirocinanti al fine di permettere loro il completamento della formazione accademica. Essi svolgeranno complessivamente 28 ore suddiviso su 4 giorni settimanali e saranno impegnati per 6 mesi in medicina interna, 6 mesi nei poliambulatori, 4 mesi in pediatria, 3 mesi in pronto soccorso, 3 mesi in chirurgia, 2 mesi in ginecologia, in un rapporto reciproco vantaggio. Se da un lato l'Ordine dei Medici di Palermo potrà così contare su spazi e risorse utili a formare sul campo la professionalità dei tirocinanti, dall'altro l'ASP di Agrigento potrà fare affidamento sulla manforte dei giovani medici al fine di incrementare ulteriormente i servizi resi all'utenza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Montevago ospite Toto Cascio con il suo libro La gloria e la prova, il mio nuovo cinema paradiso 2.0. Vediamo. Il messaggio che voglio mandare è un messaggio di presa di coscienza, di consapevolezza, di fede, di coraggio. Il libro si chiama La gloria e la prova e inizio a parlare della prova che non avevo mai parlato, sarebbe il mio problema agli occhi, e poi parlo dell'avventura nel mondo del cinema. Naturalmente poi ci sono tantissimi aneddoti. Cambiato tanto. Naturalmente sono passati tantissimi anni. L'amore per me e per Nuovo Cinema Paradiso da parte delle persone non è cambiato e tutto ciò per me è davvero molto bello. Un augurio che facciamo a questi ragazzini della scuola media di Montevago proprio per invogliarli alla lettura. La lettura è quel mezzo di riscatto che ti consente poi di ragionare con la tua testa, di pensare con la tua testa, di non lasciarti condizionare. La scelta di questo autore, anche questo non è stato per caso, né un caso. Il messaggio è quello di dire che nella vita ci sono le prove, ma queste non devono rappresentare un punto di caduta quanto un punto di forza per non solo rialzarsi dalla prova, ma continuare più forti di prima in quello che poi la vita ci riserva, insomma, ecco, perché durante la fanciullezza è ovvio che tu vedi tutto in positivo e vedi tutto, ed è giusto anche che sia così, però è giusto anche che davanti alle difficoltà questi ragazzi siano formati e sappiano come, diciamo così, interagire con la difficoltà. Il patron dell'Acragas, Giuseppe Deni, torna a chiedere il sostegno e l'aiuto della classe politica e imprenditoriale di Agrigento per affrontare il prossimo e impegnativo campionato di Serie D. Senza aiuti potrei vendere la società, dice. Vediamo. Torna alla carica il patron Deni dicendo: la Serie D è un campionato costoso, l'Acragas non interessa al comune e alla classe politica, senza l'aiuto di tutti potrei anche vendere la società. Presidente Deni torna a chiedere infatti il sostegno e l'aiuto della classe politica agrigentina per affrontare il prossimo impegnativo campionato di Serie D. Giuseppe Deni dichiara: devo purtroppo constatare che l'Acragas interessa solo a me e agli altri soci e non agli amministratori comunali e ai politici agrigentini che operano anche a livello regionale e nazionale. I miei tanti appelli al comune di Agrigento per aiutare la nostra Acragas sono sistematicamente caduti nel vuoto. La squadra non interessa al sindaco e nemmeno alla classe politica. Io da solo, continua Deni, non posso affrontare il dispendioso campionato
campionato di Serie D che abbiamo conquistato sul campo con una strepitosa stagione, riuscendo perfino a riportare allo stadio Esseneto oltre 5.000 persone. Ho bisogno dell'aiuto sia del comune per ciò che riguarda la ristrutturazione del campo Esseneto che della classe imprenditoriale per sostenere economicamente attraverso la sponsorizzazione le società. Sono pronto quindi a cedere le mie quote per amore della squadra e per dare un futuro roseo al club. La mia volontà, continua Deni, è quella ovviamente di rimanere e di continuare a investire nell'Agragas, ma da solo non riuscirei economicamente a portare a compimento il campionato. Mi rivolgo quindi per l'ennesima volta all'amministrazione comunale di Agrigento, ai politici, agli imprenditori, per non spezzare il sogno di tanti tifosi giovani e meno giovani che amano il gigante. Sono disposto, conclude Deni, a incontrare chiunque è intenzionato a entrare in società. Mi reputo una persona seria che mantiene le promesse, ho pagato tutto e tutti durante la stagione che per noi si è conclusa in maniera straordinaria. Adesso c'è da affrontare la Serie D e se nessuno dovesse farsi avanti per aiutarci sarò costretto a malincuore a vendere la società. Spero, continua Deni, che tutto ciò non accada, ma i presupposti ci sono tutti, visto il totale disinteresse del comune e della classe politica e imprenditoriale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.